Amici della Lega Calcio a 5, benvenuti alla Stella Azzurra dove il Costa Rica ospita la Stallybet Trigoria. Lancio lungo a cercare Matteo Gaudino che è solo davanti al portiere e fa 1-0 per lo Stallybet. In contropiede il vantaggio degli uomini in maglia bianca. Costa Rica che prova a rispondere. Palla sulla destra, l'assist in mezzo, il portiere para e poi Minchillo col sinistro, 1-1 del Costa Rica, il più lesto di tutti è lui. Stallybet che manovra, palla sulla destra, l'assist al centro e il tapin vincente per il più facile dei gol, Gonkarov, nuovo vantaggio dello Stallybet. Rubertà scambia con il compagno. Palla sulla destra, ancora per Rubertà che si gira e con la punta mette il pari 2-2 tra Costa Rica e Stallybet. Palla per cercare il compagno, Rubertà è solo davanti al portiere, Rubertà gioca con la sfera e poi con lo scavetto fa il 3-2, doppietta per lui, la ribalta adesso il Costa Rica. Stallybet che attacca, finta il tiro, palla mette in mezzo, Gonkarov da dietro, che bomba! Pareggio ancora una volta dello Stallybet, Gonkarov e siamo 3-3. Costa Rica che gira la sfera, il portiere la dà per il compagno che la perde, attenzione la porta è sguarnita e ne approfitta Gaudino con la sua doppietta, siamo 4-3 per lo Stallybet. Portiere di movimento per lo Stallybet, palla al centro, attenzione alla superiorità numerica di Calzetta che tira, coglie il palo, poi ancora lui, 5-3 adesso dello Stallybet con Calzetta. Costa Rica che manovra, doppio svantaggio ricordiamo, attenzione adesso a Rubertà che riapre la partita, adesso è solo uno il gol di distanza, 4-5, ancora Rubertà. Il portiere gioca un po' troppo con la sfera, la perde e Rubertà mette il pari, 5-5, ma che errore adesso della difesa dello Stallybet. Costa Rica che attacca, palla messa dentro, Catania sfortunatissimo, è un autogol, è quello del 6-5 per il Costa Rica. Palla in avanti, attenzione solo davanti al portiere, la mette dentro e c'è forse un altro autogol, sì è così, stavolta è stato Gaudino. Riparte adesso lo Stallybet che prova a riaprire la partita, fa tutto da solo Gaudino che fa un gol e prova a riscattare la precedente autorete, salta tutti e col sinistro siamo 7-6. Ancora lo Stallybet che gioca col portiere di movimento, il lancio a cercare il compagno, porta sguarnita, il tiro da lontanissimo che entra, non può nulla il portiere, 8-6, ancora Rubertà. Calcio di punizione, va a Catania col destro, che bordata, gran gol di Catania, 8-7, non si chiude questa partita, quanti gol quest'oggi alla Stella Azzurra. Ultimi istanti di gara per lo Stallybet che tenta la rimonta, ma Rubertà riconquista il pallone, ancora Rubertà e solo Rubertà, porta sguarnita, palla che va ancora una volta in rete ed è questa l'ultima occasione della partita, il Costa Rica vince 9-7 sullo Stallybet. Sinceramente no, sono un'ottima squadra, fortunatamente ero soltanto in 5 e quindi i cambi si sono fatti sentire, specialmente verso la fine dove probabilmente hanno avuto un po' troppa frenesia dovuta alla stanchezza, però abbiamo giocato abbastanza bene, troppi errori, ma meglio così. Siamo andati bene, purtroppo eravamo 5 contati e quindi alla fine si è fatta sentire la fatica e niente, siamo scoppiati.